Per la terza giornata del massimo campionato femminile, sul campo friulano si affrontano Pordenone e AGSM Verona, appaiati in classifica con 4 punti. Mister Longega può schierare le stesse 11 giocatrici che 7 giorni prima avevano affondato il Como. Le due formazioni si danno battaglia sotto un sole cocente. Dopo un'ottima opportunità di Panico che calcia sull'esterno della rete, le gialloblu passano in vantaggio. Patrizia Panico apre su Gabbiadini che dal limite dell'area trafigge il portiere Belgrado con un preciso pallonetto. Numero 1 friulana che poco dopo si supera andando a respingere il pallone incornato dalla Di Criscio. Netto il predominio territoriale delle scaligere, con il Pordenone tutto rintanato nella propria metà campo. Capitan Gabbiadini riconquista un bel pallone in area, ma la sua conclusione viene respinta da Belgrado. Alla mezz'ora le scaligere pervengono al raddoppio. Cross di Mendri dalla sinistra, Gabbiadini al volo mette in mezzo per la girata a rete da 2 passi di Bomber Panico. L'ungherese Sipos sfiora poco dopo il tris con un diagonale che si spegne di un soffio alato. Terza rete che arriva subito con Fuselli, brava ad incornare il pallone crossato da Panico. Partita messa in cassaforte dalle scaligere in poco più di mezz'ora. Bonetti potrebbe arrotondare, ma la sua girata di sinistro esce di un soffio. La numero 7 scaligera da centro area chiama il portiere friulano alla difficile respinta e prima del riposo Lilla Sipos coglie il palo esterno da posizione angolata. Non muta il canovaccio della gara in avvio di ripresa con le giallo-blu ancora vicine al gol. La traversa con l'aiuto di Belgrado salva le friulane sulla conclusione di Panico. Da applausi l'assist con il contagiri fornito da Patrizia Panico a Gabbiadini che scaraventa in fondo alla rete il pallone del 4-0 e della doppietta personale. Il gol numero 5 arriva al 31esimo ed è opera di Michela Ledri che piazza il diagonale vincente dopo una discesa dalla destra. Una rete con dedica speciale da parte della Roccia di Sant'Anna d'Alfaedo per il nonno scomparso il giorno precedente la gara. AGSM Verona si porta addirittura sul 6-0 con l'incornata di Patrizia Panico sul perfetto cross di Sandy Mendli. In zona Cesarini le scatenate veronesi ottengono anche la 7ª marcatura con la neoentrata Naila Ramera che da fuori area piazza la sfera nell'angolo lontano nonostante il tocco disperato del portiere. Si conclude in maniera trionfale la trasferta friulana per Gabbiadini e compagni che rifilano un eloquente 7-0 al Pordenone e si candidano prepotentemente per un posto tra le big del campionato. Ora il massimo campionato osserverà un turno di riposo per lasciare spazio alla nazionale azzurra impegnata nel doppio spareggio per la qualificazione al mondiale.